Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri. Iniziamo questa puntata in una maniera un po' diversa, parlando della composizione demografica del territorio dove vivono le comunità della nostra diocesi. In Italia, infatti, secondo i dati Istat che sono stati rielaborati proprio all'inizio di questa settimana dal Sole 24 Ore, in Italia, dicevamo, una persona su 3 è sola. Si tratta delle cosiddette famiglie composte da una sola persona, ma per lo più si tratta di anziani e soli, e questo dato ci interessa da vicino perché fra le 10 province italiane dove questo dato è più alto ce ne sono ben 3 liguri. Si tratta di La Spezia, Genova e Savona. Una situazione che di fatto già conosciamo, ma che prelude a scenari peggiori per il futuro. Ne abbiamo parlato con il sociologo Mario Salisci. Vediamo. Un italiano su 3 è solo e l'11% delle famiglie nel nostro paese è composta da un solo genitore. Sono dati Istat elaborati dal Sole 24 Ore. 8 milioni e mezzo di persone nel nostro paese sono sole. Nel 2041 saranno oltre 10 milioni. La maggior parte delle famiglie unipersonali è composta da anziani, da persone anziane che rimangono spesso vedovi o vedove, e che quindi pongono anche dei problemi molto importanti in ordine alla società, alla sanità, al welfare, insomma, una questione abbastanza delicata. Fra le 10 province italiane dove questo dato è più alto, 3 sono liguri: La Spezia, Genova e Savona. È un trend che non riguarda solo la Liguria o l'Italia, ma l'Occidente nel suo complesso, in particolare su quello che sono le dinamiche degli occidentali di matrice etnica europea. Quindi è una tendenza di largo respiro, perché è un modello culturale, cioè noi abbiamo pensato negli anni 70 in particolare che il benessere sarebbe stato acquisito attraverso la definizione economica, quindi di fatto materiale, e che in realtà i figli avrebbero rappresentato una fonte di costo, banalmente. Se interpreti la natalità come fonte di costo, bene, il risultato che poi ottieni è questo. E che cosa ottieni di fatto? Ottieni che 1/3 delle persone che risiedono nella nostra regione, ma ripeto, è un dato strutturale che riguarda tutta l'Europa, vivono da sole, e vivono da sole da anziane. Un conto è essere single a 20 anni o 30 anni, un conto è essere a 70-80. Capite bene che i disagi possono diventare davvero molto importanti. In proiezione, fra 7 anni in Italia ci saranno 1 milione di bambini in meno iscritti a scuola. Questo comporterà fra i 230 e i 240 mila posti in meno per l'insegnamento. Parallelamente la richiesta di cure complesse crescerà, ma non ci sarà un numero sufficiente di persone che possano offrire questo tipo di assistenza. È una situazione che nel giro di una decina d'anni potrebbe diventare tragica, cioè noi non avremmo la possibilità di andare a sostenere i percorsi di cura, i processi di cura di milioni di persone che ne avranno bisogno e che non hanno sostegni familiari, non hanno reti sociali di sostegno. Questa è una questione gigantesca. E come intervenire? Beh, questo è un bel mistero, perché anche la questione che viene banalizzata attraverso l'ingresso di quote di migrazione sempre più ampia, bene, non è poi così facile in realtà andare a trovare quei profili che servono a noi. Qua devo dire che forse sarebbe stato meglio iniziare a pensarci qualche anno fa. Vi faccio l'esempio della Francia. La Francia aveva vissuto questo tipo di problema ragionando sui dati che erano simili ai nostri già alla fine degli anni 90, e all'inizio degli anni 2000 sono intervenuti con veri sostegni alla natalità. Oggi la Francia si trova in una posizione, per esempio pensionistica, ma anche di sostegno al welfare, estremamente diversa dalla nostra e certamente migliore. Diciamo la Francia è stabile dal punto di vista demografico. Noi questa cosa non l'abbiamo mai presa in considerazione. Qua c'è proprio un tarlo culturale, un gap culturale che ha creato quello che, non lo dico con enfasi, ma è e sarà un disastro. Cosa significa questo in termini pratici? Un po' lo abbiamo già sentito nel servizio. Significa che sempre più ampie fasce della popolazione vivono situazioni di difficoltà, ed è una fotografia che ci viene restituita anche da Caritas, in particolare
In questa settimana Caritas Genova ha presentato i dati che sono stati raccolti nel corso del 2022 attraverso 5.000 ascolti che sono stati realizzati da circa 500 volontari sparsi sui 34 centri di ascolto che vivono e operano nel territorio dell'Arcidiocesi di Genova. Vediamo che cosa è emerso da questa ricerca. Una politica concreta che favorisca un maggiore inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Caritas Genova analizza i dati raccolti attraverso 5.000 incontri di 500 volontari su 34 centri di ascolto sul territorio della diocesi di Genova nel corso del 2022. I giovani vanno via dalla città e dalla Liguria. Oggi purtroppo molti giovani vanno via dalla città perché non trovano adeguata soddisfazione a quelle che sono le proprie necessità anche di autonomia. Purtroppo ci sono ancora troppi lavori precari e troppi lavori con salari molto bassi per tempi anche molto lunghi. Questo scoraggia molti giovani che invece trovano poi soluzioni più facili in altri stati d'Europa. E questo è un peccato perché sono potenzialità che vengono a mancare, contributi, risorse che vengono a mancare alla città e sono contributi preziosi. Certamente sappiamo che ci sono politiche di sviluppo, anche queste politiche però devono tener conto e devono favorire l'inserimento di giovani che attualmente si trovano invece in una condizione di svantaggio. Il 2022 conferma una tendenza già nota. Quando si parla di povertà non si parla più di povertà estrema, ma di situazioni croniche che restano tali accanto a fragilità economiche che diventano contenitori di problematiche maggiori e diverse. Molte persone che sono state ascoltate sono famiglie con bambini, straniere o italiane, che non riescono più a far fronte a quelli che sono i costi ordinari della vita. In particolar modo emerge il problema legato ai costi dell'abitazione, cioè gli affitti, i mutui, le bollette, e gran parte dei nostri contributi sono andati a favore di questo tipo di problema. A monte c'è un impoverimento del potere d'acquisto dei salari accanto ad un incremento dei costi dei servizi. Da una parte una riduzione del potere d'acquisto, dall'altro il caro vita, e poi per molte famiglie già in difficoltà esistevano sostegni al reddito che oggi stanno venendo a mancare, e questo incrementa ulteriormente il problema. Per i bambini di cui ha parlato, per lo più ha detto sono famiglie con bambini, che speranze ci sono di poter, diciamo così, uscire da questa situazione o quantomeno provare a risalire qualche gradino sulla scala sociale, anche dal punto di vista culturale ed educativo? Questa è una delle cose che ci preoccupa di più, proprio perché già negli scorsi anni abbiamo registrato che purtroppo i bambini che nascono all'interno di famiglie in questi contesti, in queste condizioni di povertà non solo economica, ma di povertà anche culturale, di povertà di reti sociali, di povertà nella capacità da parte dei propri genitori di integrarsi appieno sul territorio e nelle comunità locali. Ecco, questi bambini hanno purtroppo grandi possibilità di vedere anche su di sé attribuirsi questi problemi, cioè sono problemi, come diciamo noi, no? Pavimenti appiccicosi, in realtà sono realtà che trasferiscono i problemi degli adulti ai più piccoli, ed infatti abbiamo registrato che molte famiglie sono seguite da molti anni perché i problemi dei nonni sono stati trasferiti ai figli e poi dai figli ai nipoti, e ancora oggi molte famiglie sono seguite proprio perché non si riesce a creare quel processo di emancipazione che invece sarebbe auspicabile. Un altro problema è legato al fatto che a volte le politiche che vengono sviluppate a favore di queste famiglie sono più a tamponamento dei problemi che emergono piuttosto che a risoluzione delle cause di questi problemi. Questa situazione è sovrapponibile a quella che Caritas da anni descrive non solo in Liguria ma su tutto il territorio nazionale, ma c'è una specificità sociologica nella nostra regione, fra le più anziane d'Italia e con un numero superiore alla media nazionale di nuclei familiari composti da un anziano solo. Questo è un problema perché
purtroppo il numero dei giovani, leggevo un dato, mi pare anche l'altro ieri, che per ogni 100 giovani ci sono 117 anziani. Quindi è un dato demografico che incide soprattutto in vista della situazione futura. Chiaramente la situazione degli anziani che chiede aiuto aumenta perché aumenta la solitudine. Quindi anche anziani che hanno una pensione, però all'interno di un contesto di solitudine dove vengono a mancare quelle reti sociali, naturali, familiari che in passato invece erano molto, molto più forti, hanno bisogno di un'integrazione d'aiuto, di una vicinanza, di relazioni, ma anche di aiuti materiali. Teniamo conto che poi quando si è anziani si ha bisogno anche di aiuti per far fronte a quelli che sono i problemi sanitari che via via crescono. È anche per questo motivo che come Caritas Italiana abbiamo fatto una proposta al governo precedente, anche a questo, perché vengano attivate forme di assistenza che integrino l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza domiciliare, l'assistenza in strutture, via via che si manifestano i problemi di salute negli anziani. Abbiamo sentito che uno dei temi è quello che riguarda la presenza delle persone straniere che vivono sul territorio delle nostre comunità. Nei giorni scorsi è stata celebrata la giornata del migrante e del rifugiato. Ora andiamo, per parlare di questo, nella diocesi di Savona, dove Caritas ha invitato, proprio per celebrare questa giornata, il responsabile dell'Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale di Caritas Italiana, Oliviero Forti, che ha affrontato il tema dei corridoi umanitari. Simone D'Angelo lo ha intervistato. Il progetto dei corridoi umanitari come via legale d'accesso per i migranti, in sintesi come si possono definire, qual è la loro importanza e praticamente come funzionano. I corridoi umanitari sono, come ha ben ricordato, delle vie legali e sicure di accesso all'Europa, in particolare all'Italia. Permettono a chi cerca di raggiungere il nostro paese in maniera irregolare, spesso perdendo la vita, le tragedie a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi ce lo testimoniano, di arrivare invece in modo sicuro attraverso degli aerei che vengono messi a disposizione per questo progetto e soprattutto legale, perché arrivano già con un visto che gli permette, arrivati poi in Italia, di ottenere un permesso di soggiorno. Quindi è un'esperienza che si sta dimostrando, come si dice in linguaggio internazionale, win-win, perché è favorevole sia evidentemente per il beneficiario che per le comunità che poi accolgono queste persone, perché non hanno a che fare con chi ha vissuto il trauma del viaggio in maniera irregolare, insicura, spesso dovendo assistere a delle tragedie, ma delle persone che sono preparate a questo viaggio, che conoscono già prima di partire le comunità che le accoglieranno. E quindi su questo stiamo giocando una sfida importante sulla quale ha posto grande attenzione anche l'Unione Europea. Qual è oggi la situazione dei profughi ucraini? La situazione nella guerra la sappiamo, è in atto la controffensiva, ma l'accoglienza degli ucraini che vengono in Italia, a che punto è, insomma? L'accoglienza perché anche lì non se ne parla, insomma. Se ne parla meno perché tendenzialmente siamo in una fase, potremmo definire, di plateau, nel senso che dopo la prima ondata alla quale abbiamo dovuto rispondere celermente mettendo in campo grandi risorse, oggi molte di quelle persone o sono rientrate in Ucraina o si sono stabilizzate in Italia come in altri paesi, quindi è una presenza, la vediamo nelle nostre comunità, però devo dire sicuramente meno problematica di altre perché hanno avuto anche un supporto che non è stato garantito ugualmente a chi viene da altri paesi del mondo, e questo è un aspetto che noi non dimentichiamo mai di porre all'attenzione. Per gli ucraini, e per fortuna io dico, sono state investite risorse e anche, è stata fatta una comunicazione che non abbiamo mai avuto invece per le tante persone che sono arrivate da altre parti del mondo. E andiamo così all'estero, andiamo in particolare a Cuba. Come sapete, le diocesi di Chiavari e di Genova sostengono da anni ormai la missione interdiocesana in questo paese. Don Paolo Benvenuto è da poco rientrato da Cuba e Francesca Di Palma lo ha intervistato.
Don Paolo, benvenuto, è appena rientrato dalla missione interdiocesana di Cuba. Ci racconta un po' come sono andati questi ultimi mesi. È una chiesa che cerca di andare avanti, dare testimonianza in un mondo scristianizzato, come del resto è il nostro mondo qua italiano. In più là a Cuba c'è il discorso che dal 1960 al 1995 non si è potuto fare vita di chiesa, non si potevano battezzare i bambini, non si poteva fare catechismo, non si poteva fare niente. La gente ha dovuto vivere la sua fede nelle catacombe. Qualcuno ha pagato di persona, giovani che frequentavano la parrocchia, che sono stati mandati in una sorta di campi di concentramento per 3 anni per rieducarli. Ecco, e la Chiesa si è risvegliata dopo la visita di Giovanni Paolo II nel 1998, ma fa ancora fatica a camminare, no? Una società appunto dove nella scuola non si parla mai di Dio, dove non c'è spazio pubblico, dove non puoi avere una presenza esterna nella società. Voi dal punto di vista proprio della catechesi come vi siete organizzati nella missione anche con i suoi confratelli delle altre diocesi liguri? Si porta avanti la catechesi dei bambini. C'è un gruppetto di giovani, Don Claudio, che è della diocesi di Chiavari, ha una realtà giovanile molto più sostanziosa, perché da più anni che riesce a curarla. Io sono riuscito a far rinascere qualcosa l'anno scorso. Il catechismo dei bambini non è facile da portare avanti perché le famiglie hanno poca sensibilità, le famiglie sono lontane, i genitori di adesso sono nati in quell'epoca in cui non si poteva fare educazione cristiana. Quindi i bambini cerchiamo di attirarli facendo qualche attività di animazione e poi gli piace e i bambini continuano a venire, ma li acquistiamo, li perdiamo facilmente, c'è un turnover abbastanza grande. Ci sono anche dei servizi proprio di assistenza per le persone della vostra comunità che hanno più bisogno? Sì, c'è una mensa dei poveri che funziona molto bene. In realtà non è una, ma sono 2 lì a Santo Domingo dove sono io. Poi nella parrocchia di Don Claudio c'è a Manacas e a Cascajal. E in tutto sono seguite circa 200 persone. Gli si dà un pranzo a mezzogiorno sostanzioso e la gente lì da parte del governo ha la quota cosiddetta, cioè hanno un'assegnazione mensile di alimenti che pagano molto poco ma con cui non arrivano a fine mese. E allora spesso questi vecchietti che vivono con i figli, con i nipoti, e allora lasciano la quota ai nipoti e noi cerchiamo di dargli un qualcosa da mangiare di più sostanzioso. Quest'anno avete avuto in missione con voi anche alcuni seminaristi del seminario di Genova. Ci racconta un po' com'è stata questa esperienza e anche che cosa ha lasciato in questi giovani. E Davide ed Emanuele sono venuti con molto entusiasmo, senza quasi aver studiato lo spagnolo, ma lì l'hanno imparato velocissimamente e gli ha permesso loro di comunicare. Tra l'altro in quei giorni io mi sono ammalato, una cosa abbastanza leggera, però Davide mi ha potuto sostituire facendo la celebrazione della parola molte volte, così anche Emanuele. Sono riusciti a incontrare molto da vicino la gente, sono entrati nel cuore di molte persone e credo che loro si siano resi conto che la Chiesa deve essere missionaria, o è missionaria o non è Chiesa. Ecco, invece adesso nel prossimo mese di luglio sarà in visita a Cuba con Monsignor De Vasini anche l'arcivescovo Monsignor Tasca. Lo aspettiamo con tanto amore, la visita del vescovo, il pastore della nostra diocesi. E lui dà molto sostegno alla missione. Mi ricordo quando sono partito che ha detto chiaramente, a scanso di tutte le lamentele, che a Genova ci sono fin troppo preti in confronto a quelli che ci sono a Cuba. Di fatto qua abbiamo 200 sacerdoti per 1 milione di persone e là ci sono 34 sacerdoti soltanto per 1,5 milioni di persone nella nostra diocesi e la metà siamo preti stranieri. Ecco, rivolgendosi ai fedeli della nostra diocesi, che cosa chiede loro per la missione di Cuba? Una vicinanza spirituale ma anche materiale? Sì. Non è tanto un discorso materiale, è quanto un discorso di sentire la missione come vostra. E se potete, veniteci a trovare, perché vogliamo che portiate là la vostra testimonianza di fede e che riceviate la testimonianza di fede dei fratelli cubani.
Abbiamo sentito parlare dei giovani cubani, chissà cosa direbbero i giovani cubani se potessero vedere le immagini che vi stiamo per mostrare. È la grande festa di Mondo Oratori, un appuntamento che viene riproposto annualmente nella diocesi di Tortona, che ha radunato a Novi Ligure i ragazzi e le ragazze dei centri estivi di tutti gli oratori della diocesi di Tortona. C'erano fra le 1500 e le 2000 persone. Vediamo il servizio di Lucia Tolve. Anche quest'anno i ragazzi dei centri estivi della diocesi di Tortona si sono radunati per Mondo Oratori. Venerdì scorso, infatti, quasi 2000 ragazzi con gli animatori sono giunti a Novi Ligure, dove hanno trascorso la giornata. Buongiorno a tutti, soprattutto voi cari ragazzi. Per noi ospitarvi nella nostra città è una grande gioia, un grande momento di festa e soprattutto è un grande segno di speranza. Do il benvenuto a tutti voi, a tutti i parroci che sono qua, agli accompagnatori e soprattutto a Sua Eccellenza il nostro Vescovo Guido Marini. Grazie per aver scelto la nostra città. E sicuramente adesso nella passeggiata che faremo sino al centro di Novi, in piazza Collegiata, sarà un momento di festa nel quale incontreremo tutti i cittadini della nostra città. Fatemi dire soltanto una cosa prima di sentire il saluto del nostro Vescovo. Per me è un ritorno al passato, perché ricordo che il mio oratorio era San Matteo di Tortona, che adesso l'ha ospitato in quella tenda, e lì ho conosciuto Don Livio, che adesso è ancora qui con noi a Novi Ligure, e sono stati i momenti e gli anni più belli della mia vita. E posso dire soltanto questo, e credo che sia condiviso anche da voi, cari ragazzi, che le amicizie che si costruiscono all'oratorio rimangono per tutta la vita. Io incontro ancora adesso, dopo 60 anni, incontro dei ragazzi con i quali giocavo a pallone, mi divertivo all'oratorio, anche se non ci vediamo da decenni, siamo rimasti amici e ritorniamo con la mente a quei momenti straordinari e di gioia che abbiamo vissuto insieme. L'oratorio è un momento di socialità, un momento di incontro, è un momento importante per la crescita dei nostri ragazzi. Quindi grazie a tutti coloro che rendono vive queste comunità e fanno in modo che gli oratori siano ancora un momento davvero di incontro e di felicità per i ragazzi delle nostre parrocchie e delle nostre città. Dopo un momento nella chiesa collegiata, i giovani si sono recati in corteo al Parco Castello, dove hanno trascorso la giornata. Stiamo vivendo una bellissima giornata, una giornata che tradizionalmente chiamiamo Mondo Oratori, perché vede riuniti tutti gli oratori della nostra diocesi. Abbiamo qui circa 1500 ragazzi e bambini giovani ed è veramente una grande gioia per il cuore, perché vedere tanti ragazzi, bambini, giovani insieme significa vedere la vita fiorire, e vederli stretti attorno a Gesù nella Chiesa significa vedere una gioventù che desidera appartenere al Signore e crescere in Lui. E noi siamo qui con loro proprio per aiutarli a far sì che la loro vita fiorisca sotto ogni punto di vista e che possa poi soprattutto crescere nel Signore Gesù e nella Chiesa, per una pienezza di vita e di cuore che soltanto il Signore Gesù è capace di dare a tutti, ai bambini, ai ragazzi e ai giovani. La benedizione mia oggi li accompagna proprio con questa particolarissima intenzione.
Nella diocesi di Chiavari il vescovo Gianpio De Vasini ha ricevuto una speciale onorificenza dal sovrano militare Ordine di Malta. Con un rito di investitura è diventato infatti cappellano conventuale ad honorem e aiuterà in questo modo l'ordine nelle varie attività che gli sono specifiche. Vediamo il servizio di Maurizio Garreffa. Domando la misericordia di Dio e chiedo l'investitura nel sovrano militare Ordine di Malta come cappellano conventuale ad onore. Da oggi il vescovo di Chiavari è entrato nella storia secolare dell'Ordine Cavalleresco di Malta. Nella cappella del seminario si è svolto il rito di investitura. De Vasini ha ricevuto la croce bianca ad 8 punte, simbolo delle beatitudini e segno di purezza. Un vincolo speciale, come ha detto nell'omelia padre Aldo Campone. Ogni vescovo è grande perché è figura di Cristo, perché porta Cristo, perché ci porta a Cristo. Una messa dal sapore familiare per Monsignor Gianpio, poiché celebrata da un compagno di studi ai tempi del seminario, Don Fulvio Berti della diocesi di Tortona. Il vescovo di Chiavari sarà dunque da oggi a supporto delle attività della delegazione ligure. L'Ordine di Malta si appoggia da un millennio a 2 carismi: testimoniare la fede e aiutare i bisognosi attraverso, tra le altre cose, l'assistenza sanitaria. Oggi in Italia conta su 13 ambulatori, uno è a Genova, e un ospedale. Promuove corsi di stimolazione cognitiva per i malati di Alzheimer e aiuta economicamente le persone in difficoltà. I 2 carismi fondamentali dell'Ordine di Malta sono l'Obsequium Pauperum e la Tuitio Fidei. L'Obsequium Pauperum è l'aiuto ai bisognosi, possiamo tradurlo in questo modo, e la Tuitio Fidei in origine era proprio la difesa della fede. Attualmente si preferisce dare una simbologia legata più alla testimonianza, più che alla difesa. Per il vescovo di Chiavari che cosa vuol dire diventare cappellano ad honorem? Cappellano conventuale ad honorem significa essere cappellano dell'Ordine di Malta e quindi essere di aiuto, di sostegno alle attività e ai membri della delegazione di Genova e Liguria, in particolare dell'ufficio di Chiavari. C'è una cerimonia abbastanza importante, di valore, con dei valori all'interno. Possiamo dire in che cosa un po' consiste questo momento? Consiste in buona sostanza, tanto è infra missam, nel senso che l'investitura viene effettuata durante la Santa Messa, vengono consegnate le insegne, o meglio la croce bianca ottagona, che simboleggia da ormai più di 1000 anni, più da 1000 anni, le 8 beatitudini. La croce ottagona appunto sono le 8 beatitudini. Da lì quindi l'impegno, in particolare per i cappellani, di essere di supporto e di testimonianza ulteriore rispetto ai membri appunto della delegazione. Oggi quali sono le attività e l'attualità del cavalierato in Italia e nel mondo? Allora, l'Ordine di Malta non è un ordine cavalleresco, è un ordine ospedaliero, nel senso che è di supporto all'attività in particolare sanitaria ed emergenziale nel mondo. Le nostre attività sul territorio sono sanitarie, con l'ambulatorio nella delegazione di Genova, in piazza San Pancrazio, e l'aiuto ai bisognosi, quindi le persone più fragili da un punto di vista anche psicologico. Abbiamo dei corsi di stimolazione cognitiva per i malati di Alzheimer e molto semplicemente anche per i bisognosi, per l'aiuto anche economico per chi non ce la fa. Ovviamente c'è anche un supporto, una formazione spirituale per i membri dell'ordine, e questo dal punto di vista locale. In Italia abbiamo 13 ambulatori come quello di Genova, un ospedale a Roma e purtroppo in questi ultimi anni l'emergenza è diventata una regola e quindi abbiamo supportato, per quanto di nostra capacità, di aiutare durante la pandemia e purtroppo anche durante la guerra in Ucraina. Abbiamo come Gran Priorato organizzato la spedizione di beni di prima necessità, alimentari, anche generatori, energia, soprattutto con merce donata da benefattori. In ultimo anche in Siria e in Turchia, appoggiandoci a realtà religiose sia in Siria che in Turchia,
e anche in Romagna il nostro supporto anche attraverso il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.